cultura e arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, tra la linea. Grazie Andrea, eccoci col contenitore pop del lunedì pomeriggio. Magari involontariamente, ma la sigla ha fatto la sigla Milan I Love You, che è una canzone dannata, che sicuramente però ci introduce a quello che poi è lo spirito della trasmissione, cioè il recupero di tutto ciò che è pop, comprendendo ovviamente anche la dimensione dialettale, anche se la cosa non è rigorosa dal punto di vista di alternativa, perché non esistono alternative, esiste una grande comunità che è fatta di tante altre comunità. E oggi ritorna con noi, dopo 2 settimane, una persona che sicuramente partendo da una sua comunità che è toscana di mare, ha poi scoperto proprio Milano, che l'ha accolta come accoglie tantissime altre persone. Si trova proprio, mi risulta, a Forte dei Marmi, una delle più belle località del mondo, Maria Teresa Baldini. Pronto Maria Teresa? Pronto, ciao. Buongiorno a tutti. Mi fa piacere che la dottoressa, studiosa, politica, grandissima estimatrice delle tradizioni e del rapporto sottile e profondo con qualsiasi tematica che ha a che fare col territorio, si trovi proprio in riva al mare, quasi oserei dire novella Venere, che sorge dalle acque del Tirreno. Oggi, a proposito di acque, parliamo d'acqua. Sì, perché l'acqua è diventato un bene preziosissimo e io l'ho scritto nel promo, l'ho fatto scrivere nel promo. L'acqua, senza acqua oggi non solo non si può vivere, ma si rischia naturalmente, con la progressiva riduzione della quantità e della gestione di un patrimonio enorme, di perdere un po' le staffe. Intendiamoci, nessuna volontà ecologista alla Greta Thunberg, questo sia chiaro, ma una riflessione che, partendo proprio dalla grande conoscenza e saggezza di Maria Teresa, ci permetterà di intendere come, in un certo senso, la stessa cultura popolare nel 2026, certo quando sono maturate tantissime cose diverse rispetto al passato, affronta questa questione. Ecco, tu ti sarai sicuramente fatta una domanda di quelle che socratiche, si dice appunto gnose te ipson, conosci te stesso, e ti sarai data anche una risposta. Faccio un po' come quel famoso conduttore un po' ridicolo televisivo. Allora, l'acqua, qual è il problema dell'acqua oggi? Cara Maria Teresa, mi fa piacere riaverti davvero su queste magiche onde. A te la parola. Grazie, a me fa un piacere enorme partecipare sempre con te con questa trasmissione. Parlare dell'acqua mi fa ancora più piacere, un tema davvero complesso, ma a me è molto caro da sempre. Sono nata al mare, perché io sono nata a Forte dei Marmi, anche se a 15 anni sono venuta a Milano per lo sport, insomma, dove ho continuato poi a vivere e a abitare a Milano. Ho una mamma di Montecatini Terme, quindi io sono cresciuta tra Forte dei Marmi e Montecatini Terme, dove di acqua si sente sempre parlare, perché si parla di mare, lì si parla di terme, si parlava perlomeno tanti anni fa. Montecatini Terme era uno dei luoghi più ambiti dal punto di vista delle terme, per il termalismo, e Milano, e sono arrivata a Milano, dove l'acqua, dobbiamo ricordarlo, cioè Milano galleggia su acque dolci, quindi anche se molte persone non hanno la percezione, no, che Milano è proprio circondata, l'acqua è circondato dall'acqua, è sopra, di fianco, sotto, cioè noi abbiamo 300 a Milano, 370 chilometri di corsi d'acqua e canali artificiali, coperti e intombati. Abbiamo fiumi, abbiamo torrenti, abbiamo navigli, cioè abbiamo una situazione dove, se uno pensa se uno è divertente vedere la carta disegnata da Leonardo con la mappa della città, come questa città con tutti i fossati difensivi dove scorreva l'acqua, e in basso, sotto, tutte l'idrografia della città di Milano. Al 1888 c'è una bellissima carta
che ho ritrovato con tutti questi canali scoperti e coperti che si riferiscono proprio al fondo dei corsi d'acqua. Ecco, questo per dire che una città, un luogo importante ha sempre bisogno di corsi d'acqua, ha bisogno di acqua, perché l'acqua è il bene, non parlo solo di città, parlo di luoghi, ecco, è il bene che noi tante volte non pensiamo, ma senza l'acqua non possiamo fare niente, non possiamo vivere senza acqua. Chiaramente l'attenzione mia dell'acqua deriva dal fatto che tanto faccio parte del consorzio, sono consigliere del consorzio di bonifica in Toscana Nord, quindi mi piace interessarmi di questo argomento che forse avrebbe bisogno di più attenzione a livello nazionale e anche una revisione della legge che supporta i consorzi, perché poi i consorzi sono gestiti a livello, diciamo che a livello regionale, anche se poi fanno capo tutti al Ministero dell'Agricoltura. Però è molto importante perché quando si parla di acqua, prima di tutto, perlomeno anticamente, si parlava di bonifica. Cioè la bonifica veniva fatta per la salute, soprattutto per un discorso di lavoro, perché l'agricoltura è chiaro che ha bisogno di terre bonificate, pensiamo alla pianura padana, ma veniva fatta soprattutto per la salute, perché pensiamo solo alla malaria, come la malaria era diffusa e che cosa portava? Oggi la malaria non c'è più, quindi le bonifiche sono state, grazie ai consorzi di bonifica e alla bonifica sono stati risolto questo problema. Quando parliamo di acqua dobbiamo tener conto di tanti aspetti, no? Che no alla Greta, no? Che parla così tanto per parlare, ma dobbiamo vedere come un paese come il nostro paese, dove si parla sempre del sole, il sole che porta lavoro, porta chiaramente turismo, ma soprattutto l'acqua. Perché zone come ad esempio la Versilia vuol dire acqua, deriva dal tedesco, Wasser, no? Cioè vuol dire acqua. E lungo questo fiume, il fiume Versilia, si è sviluppata poi l'economia di questo luogo. Perché oggi parliamo di Forte dei Marmi, ma Forte dei Marmi, tutta la zona versiliese era tutta da bonificare. Tant'è vero che tutte le persone che erano venute a lavorare e a vivere qua erano all'interno della vecchia Versilia, non erano qua a Forte dei Marmi, perché erano tutte bonifiche. Io mi ricordo anche da piccola comunque tutte le zone che ancora dovevano essere sistemate, bonificate, che era piena di canneti. Quindi voglio dire, e non potevi vivere perché tra le zanzare, tra diciamo malattie, tra l'umidità, perché oggi si risolve diciamo con infrastrutture, con bonifiche appunto della zona, non potevi viverci. Quindi la bonifica è qualcosa che è fondamentale, l'infrastruttura idrica che è fondamentale. Se pensiamo che in Italia più di 6 milioni di persone non sono collegate con le fognature, quindi pensiamo come questo non corretto gestione delle acque poi si ripercuote sulla qualità dell'acqua dei fiumi, qualità dell'acqua del mare, perché tutto viene riversato. L'acqua, lo dicevano dei contadini proprio lombardi, mi hanno insegnato questo, un giorno mi hanno detto ricordati che l'acqua non ha le corna, cioè vuol dire che l'acqua non puoi tenerla, non puoi fermarla, non puoi tenerla per le corde, ritrova sempre la sua strada. Qui a Forte dei Marmi, quando c'è stata l'alluvione che ha colpito la Versilia, appunto la vecchia Versilia, che poi è arrivata Forte dei Marmi, Pietrasanta, cioè tutte le zone versiliesi, è stato proprio che in un punto l'acqua ha ricercato e ha ritrovato il suo percorso proprio in un punto Servezza, cioè di due dove c'era stata fatta una deviazione proprio di quel torrente, di quel fiume. E quindi l'acqua ha ritrovato il suo percorso e ha riportato e ha distrutto tutto quello che trovava nella sua forza. Noi abbiamo le Alpi Apuane qua a Forte dei Marmi, sono fonti di acqua, sono montagne carsiche, quindi hanno delle bolle d'acqua molto forti, sono quelle che hanno permesso all'economia, parlo di questa perché conosco molto bene, che hanno permesso all'economia del luogo, cioè i cavatori del marmo
la lavorazione del marmo, che veniva poi tagliato grazie all'acqua, perché il marmo prima non veniva tagliato con questo filo che viene utilizzato, che ha bisogno di acqua. Se non c'era l'acqua non si potevano sviluppare tutte queste segherie che si sono sviluppate proprio lungo il fiume. Comunque, parlare di acqua possiamo parlare ore, non vorrei essere io un monologo, ma vorrei che appunto tu, Andrea, parlassi. No, certo. Cioè, Allora, che intanto hai fatto benissimo a partire dalla Versilia, che io conosco, ovviamente non come te, ma per tanti anni sono stato lì, e devo dire anche in alcune aree attualmente, cioè la zona in pineta, sotto la pineta, si può scoprire l'antico habitat, che è fatto di piccole paludi, no? Raccontate anche da D'Annunzio nella Pioggia nel Pineto. E quindi per esempio Pietrasanta, tutta la zona di Pietrasanta è caratterizzata da quell'antico habitat, che invece, come dici tu, per il bene di tutti, costruendo delle nuove abitazioni e le strutture balneari, sono state in gran parte bonificate. E non dimentichiamo che furono i Medici, cioè questo non l'hai detto ma lo sai benissimo, e io adoro la dinastia dei Medici, ho tutto qui una libreria piena di libri sui Medici, che furono grandissimi. Furono i Medici, no? I fiorentini, certo, che arrivando dalla capitale della Toscana, già allora capitale morale e guida assoluta in campo linguistico, bonificarono e ristrutturarono attraverso i pini, che sono anch'io devo dire, per tanti anni che sono andato al mare lì, o a Lido di Camaiore o a Marina di Pietrasanta o a Forte dei Marmi, senza i pini il pomeriggio una bella passeggiata non si può gustare fino in fondo il territorio. Ecco, detto questo, l'acqua è certamente un concetto enorme di grandissima importanza, eccetera, eccetera. Hai citato Milano, hai citato tanti problemi che sono, mi viene in mente il canale che così si voleva progettare tra il Lago Maggiore e Cremona per far costruire una grande navigabilità. Questa è un'altra tematica molto forte, che insomma è alternativa all'uso molto masochista delle due ruote, delle quattro ruote o delle ruote ferroviarie. Però ecco, più in generale sappiamo benissimo che la tematica dell'acqua ha acquisito delle grosse, come dire, complicazioni attraverso un eccessivo uso da una parte, anche per motivi agricoli dall'altra, o un impiego che non è stato sempre ottimale, no? Ecco, quindi non in senso ecologista stretto, ma cercando di capire, secondo te, che idea ti sei fatta, Maria Teresa, su questa questione della gestione generale dell'acqua, cioè rischiamo di perderla, rischiamo di perderla come abbiamo perso l'energia e ci troviamo in difficoltà col carburante, oppure ci saranno sempre per te delle possibilità di ricreare un tipo di gestione, un tipo di maturazione e di conservazione dell'acqua? Ma io credo che le possibilità ci sono sempre. Io poi sono ottimista di carattere, quindi vedo sempre la possibilità, ma poi comunque noi siamo, l'Italia è una nazione che è ricchissima di acqua, penso che sia una delle più in assoluto al mondo, più ricche di acqua, quindi non considerare l'acqua, non la gestione scorretta dell'acqua, è quello che poi ci porta a delle problematiche a cui potremmo sopperire sia in termini di qualità sia in termini di salute, perché poi la qualità dell'acqua determina la salute della persona, è fondamentale l'acqua. Poi magari lo affrontiamo un pochino più nei dettagli, però credo che l'acqua debba assolutamente essere riportata al centro nel dibattito culturale, nel dibattito anche politico, perché oggi diamo troppo poca importanza alle infrastrutture e alla gestione delle acque. Quando si parla di acqua non si parla solo di mare, il mare è lo scarico di tutto, no? Cioè il mare serve per appunto perché è bello, perché si sta bene al mare, perché la gente va al mare, ma poi è il punto dove l'acqua va e va tutta l'acqua che arriva dalla sorgente fino a scaricare nel mare. Quindi tutto il reticolo idrico che parte dalla fonte è fondamentale, come viene seguito, come viene gestito e come viene anche analizzato e disegnato, perché oggi tante fonti
vengono assolutamente nemmeno più disegnate nelle mappe, non vengono più considerate la parte sorgiva, la bellezza, no, dell'acqua. Io ricordo da piccola, quando appunto a Montecatini la cultura dell'acqua era molto forte, perlomeno nelle altre generazioni, quindi sai, con le terme andare a prendere, si diceva però vai a prendere l'acqua, cioè vado a prendere le acque, vado alle acque perché bevevi l'acqua, addirittura guardavano il bicchiere, la trasparenza del bicchiere, no? La qualità di quell'acqua, così era fatta in maniera empirica, però guarda che bel bicchiere di acqua. Oggi invece questa cosa non viene più considerata, ma non viene considerata proprio a livello culturale. Cioè è acqua, tanto è acqua, va bene, sì, prendo l'acqua, una vale l'altra. Non è vero. L'acqua durante il suo percorso, specialmente l'acqua che è un'acqua sorgiva, che quindi per millenni è stata rinchiusa, no? In una parte della terra, si è arricchita di elementi, si è arricchita di sostanze, si è arricchita, ha maturato una certa acidità o un determinato pH, ha modificato il suo contenuto di minerali e di quali minerali, può avere anche inglobato una certa radioattività, e questa è una cosa che noi non si a Pavia c'è un centro, forse penso sia l'unico in Italia importante, dove valutano anche la radioattività dell'acqua, ma questo è molto importante, perché pensiamo cosa può succedere a un corpo esposto continuamente a una certa radioattività. Quindi questi studi, queste analisi, questi aspetti culturali dell'acqua sono un po' tralasciati, si guarda ormai c'è la perdita, non perdita, perde acqua, non perde acqua. Se uno pensa che la Sicilia ci sono io so che in Italia ci sono più di 40 paesi, di 40 città che non hanno fognature, la maggior parte sono tutte in Sicilia. Cioè pensiamo che come si chiama, i templi di Agrigento sono costruiti grazie alla presenza e stanno in piedi grazie alla presenza sotterranea dell'acqua. Tutta una zona, quella zona lì meridionale della Sicilia, è una zona ricca di acqua, eppure hanno l'acqua contingentata che viene fornita settimanalmente in una certa quantità alle persone. Quindi c'è tutto un discorso culturale, politico, economico che determina poi questo discorso dell'acqua. Ma l'acqua è qualcosa che noi assolutamente dovremmo rivalorizzare. Arriveranno delle menti eccelse per poter dire che ci sono delle cose fondamentali, no? Quando si parla noi di radici, di valori, alla fine dobbiamo parlare delle cose essenziali per il benessere comune, per la vita comune. E una di queste è la terra e l'acqua, tutte e due insieme. Cioè devi avere la fonte dell'acqua, devi poter bere. Se una persona che arriva in un ospedale con qualsiasi problematica, la prima cosa che viene fatta qual è? Mettiamo una flebo e rimportiamo l'acqua nei tessuti che attraverso il sangue viene assolutamente distribuita subito ai tessuti, cosa che non succede se la bevi perché ci vuole il suo tempo di assorbimento. Quindi ripristinare l'acqua, noi siamo formati soprattutto di acqua, però la fornitura che noi abbiamo quotidiana di acqua, attraverso l'acqua, attraverso gli alimenti che però sono agricoltura a cui sono stati fatti crescere con l'acqua. Quindi la qualità dell'acqua è fondamentale sia per l'irrigazione sia per quello che beviamo. Il discorso è complicatissimo, è lunghissimo e forse anche noiosissimo, però portare all'attenzione di tutti quanti il valore dell'acqua è fondamentale per il benessere comune e il benessere della persona. Quando una persona ha delle problematiche cardiache che magari sente un po', diciamo a tutti, mi raccomando beva l'acqua, se ha problematiche renali mi raccomando beva un certo tipo di acqua che ha un'azione drenante, che ha un'azione diciamo tra virgolette sgorgante, no? Ci sono certe acque che hanno un effetto mulinello proprio come diciamo struttura di quell'acqua, perché anche l'acqua ha una struttura, ha un valore diverso secondo il tipo di acqua. Quindi preservare quei luoghi, dicevo prima di Milano, perché Milano è stato costruito sull'acqua e l'acqua è quella che ci permette di avere questa grande Milano, no?
ma del resto anche Roma, no? Roma e i romani hanno sempre fatto attenzione all'acqua, hanno costruito una grande città perché c'era l'acqua. E quindi se questa attenzione noi la riportiamo, se andiamo per esempio con i consorzi di bonifica, nessuno sa che i consorzi di bonifica sì esistono, lo paghiamo, non sappiamo nemmeno cosa viene fatto, ma invece è importante che la persona venga, che vada a capire e anche a denunciare dei casi di non bonifica di quel territorio. Perché anche l'anno scorso mi ricordo che c'era stato un problema della West Nile, anche vicino qua a Forte dei Marmi, nessuno dava importanza, ma sicuramente la gestione dell'acqua putrefatta, dei fossi che sono stati tombati, che quindi non hanno più il drenaggio dei fiumi, diventa fondamentale poi nella qualità di quel territorio e nella salute anche di quelle persone. Certo, adesso arriviamo anche al discorso più biologico relativo alla salute e insomma al modo con cui noi dovremmo bere l'acqua. Volevo chiudere con l'ambiente con una riflessione sulla desalinizzazione. Io mi ricordo che negli anni 60-70 ero un bambino che appunto d'estate andava lì vicino a dove stai ora te, e perfino in Versilia era nata l'idea di questa idea di desalinizzare per favorire appunto un maggiore arrivo di acqua. Poi dopo, siccome questi esperimenti sono stati fatti per esempio da Israele attraverso ingegneri straordinari che hanno lavorato tantissimo su questo, ma poi in Europa la cosa è un po' scemata, ecco, cioè tutti così una battuta soltanto, poi andiamo su cose più relative al corpo umano. Ma sai, qua di acqua ne abbiamo tanta, qui piove tantissimo, l'Italia è il paese più piovoso, si tratta proprio di incanalare queste acque piovane in un certo modo, no? Sarebbe fare degli invasi, no? Proprio infrastrutture. La desalinizzazione va bene, credo che sia una cosa, perché l'acqua, ogni zona, ogni territorio, è proprio questa la sua autenticità, la sua bellezza, forse il suo valore. È diverso per l'acqua, deve avere una gestione del territorio, non per niente i consorzi di bonifica in Toscana sono 6, in Lombardia mi pare siano 13 consorzi di bonifica e ciascuno ha caratteristiche diverse perché sono territori diversi. Io credo che sarebbe più importante recuperare quest'acqua che piove con invasi, con strutture, e non la dispersione di acqua, e usare quest'acqua buona che noi in Italia per fortuna è ricca e che ha sempre determinato appunto la qualità anche della vita delle persone. Chiaro, ecco, se adesso ipotizziamo una giornata standard di un essere umano standard, non malato, ecco, ma insomma di media età, per capirci, per non favorire troppo né i giovani né gli anziani, sotto questo punto di vista, come bere, cosa bere di acqua, che acqua, cioè qual è il rapporto fra l'acqua naturale e quella minerale, che cosa secondo te, qui l'esperienza del medico, del tutore del corpo, tutrice del corpo quali sei, sicuramente può essere preziosa, cioè perché ci sono persone che bevono troppo, ci sono persone che non bevono nulla, non so, ecco, qualcosa tu puoi sicuramente dire. Allora, l'acqua bisogna berla assolutamente tutti quanti, da quando si è piccoli a quando si è grandi, no? Diciamo grandi, vecchi ormai non è più bella questa parola, non lo dice più nessuno, grandi. Il problema è che col passare degli anni proprio anche i recettori, quelli che danno subito il senso della sete, possono avere anche un'atrofia, non possono essere, diciamo, non hanno più lo stimolo al senso della sete. Quindi molte volte l'anziano si dimentica di bere, ed è una delle cose più importanti invece che dovrebbe fare, perché in forme di scompenso cardiaco, problemi renali, ma comunque in generale per l'equilibrio idroelettrolitico del corpo è fondamentale bere acqua. Allora, qui sul discorso dell'acqua del rubinetto e l'acqua, quindi l'acqua potabile, no? E l'acqua di bottiglia, ci sono tanti pareri. Io personalmente, da come
da come ho visto troppe cose, come comunque un po', sai, con la politica si vengono a conoscere anche per interesse, no? Andare a vedere come sono le reti fognarie, come sono i condotti idrici, molte volte sono ancora in alcune zone molto molto vecchi. Io sono favorevole all'acqua minerale, cioè l'acqua minerale o oligominerale, che sono acque che vengono prese dalle fonti, quindi sono naturalmente in quel modo e non hanno dei passaggi. Come dicevo prima, l'acqua conserva sempre la memoria, dove passa porta. Io penso che ci sono delle scuole, ad esempio, dove ancora ho fatto delle battaglie, l'ho fatta anche qui a Fratelli d'Armi, dove ero contro l'acqua di rubinetto ai bambini nelle scuole, no? C'era qui un asilo, il sindaco si vantava del fatto che c'era l'acqua, bevevano l'acqua del rubinetto perché ormai questo ente gestore aveva fatto questo e questo. Io feci un bel manifesto con scritto no, l'acqua dei rubinetti ai bambini nelle scuole, e il sindaco mi rispose, tra l'altro un medico mi rispose diamogli il vino. Va bene, diamogli il vino. Perché qui l'acqua, intanto sono acque che vengono tirate su, cioè vengono portati questi pozzi artesiani, sono a 40-50 metri di profondità. Poi è un'acqua che viene lavata e poi passa nelle tubature. E ci sono tantissime tubature che sono ancora di piombo. Il piombo, la piombemia nei bambini è molto molto pericolosa. In tutti, però nei bambini può dare delle alterazioni. Quindi perché rischiare di un'acqua del rubinetto per fare la cosa del sindaco quando ormai tutti i bambini hanno anche dal punto di vista igienico la loro bottiglietta? Cioè non mi sembrava questa la cosa fondamentale, no? Cioè voglio dire, l'acqua, cioè se l'acqua è controllata, l'acqua dovrebbe essere come la borsa, cioè ogni giorno il controllo. Allora tu nella scuola mi fai tutti i giorni l'acqua, che sai da dove viene. Io bevo l'acqua del rubinetto quando vado qui io la chiamo montagna, ma realmente è sulle Alpi Apuane, nell'Alta Versilia. So qual è la fonte dove arriva l'acqua, e quell'acqua lì so che è l'acqua che passa attraverso dei tubi in un certo modo, che è un'acqua tra virgolette pulita, però un'acqua che viene pulita, che viene lavata, perché poi viene lavata con i derivati, col cloro, cioè con varechina, poi ipoclorito cioè insomma è un'acqua che viene lavata, rigenerata, rifatta. Quindi perché l'acqua che tu bevi non stai molto attento? Poi dall'altra parte ci sono tutte le problematiche dell'imbottigliamento, dei costi, della lontananza, cioè di comprare magari anche dell'acqua che magari sta al sole nella plastica per tanto tempo. Bisognerebbe fare un pochino attenzione. Io credo che l'acqua sia una medicina davvero per la persona, molto più di tanti farmaci che vengono consigliati. Quindi la scelta di un'acqua in un certo modo è fondamentale. Pensa che almeno non era obbligatorio, io avevo fatto questo esame di idrologia medica all'università quando studiavo medicina, ed era molto interessante perché idrologia e climatologia medica è fondamentale consigliare alla persona un determinato tipo di acqua, una qualità dell'acqua, come bere, perché se uno dice bevi un po' d'acqua e va bene, bevi un po' d'acqua, tutti diciamo bevi l'acqua, se hai sete bevi, ma se non hai sete, perché comunque come ti dicevo prima, specialmente nell'anziano o per altri motivi non bevi, devi cercare di dare come una forma terapeutica alla persona. Anche il termalismo è fondamentale, perché poi alla fine nel termalismo... Siamo arrivati al break, scusa se ti interrompo, dobbiamo aspettare 1 minuto e mezzo che i nostri grandi registi attuano il break. A dopo, a dopo. Benissimo. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante.
In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Di nuovo a te la linea, Andrea. Allora, cara Maria Teresa, adesso arriviamo alle terme. Solo voglio dirti, quando tu hai citato le acque di montagna, mi è venuto in mente una bella gita alle fonti San Carlo sopra Massa, che sono molto famose e hanno prodotto poi, attraverso quel meccanismo che tu ci hai raccontato, delle acque che sulle tavole degli alberghi di Forte, Pietrasanta, Camaiore sono andate sempre tantissimo. Ma poi di vicino abbiamo il Rifugio Pasquiglio, che io consiglio, perché questa è una trasmissione anche un po' turistica nel senso buono, cioè riscoprire l'Italia in tutte le sue bellezze, le sue regionalità, eccetera. Se andate lì a fare il bagno nella zona versigliese, non potete poi non raggiungere in quota, in una sorta appunto di ascesa verso il paradiso, proprio questi posti. E il Rifugio Pasquiglio, dove andavano anche tantissimi poeti ungaretti, tantissimi veramente personaggi straordinari, ha un panorama su tutta l'arco del Tirreno che è unico nel suo genere. E mi hai fatto venire queste cose, mi è venuto proprio un attimo di nostalgia. Intanto devi venire, no? Ecco, devi venire, perché comunque c'è un legame molto forte tra la Toscana e la Lombardia. Soprattutto Milano è fortissimo questo legame, e quindi abbiamo già detto, lo diremo sempre se mi ospiterai in questa trasmissione. E io ti dico che l'acqua, un'altra cosa, sì, dicevi San Carlo, infatti San Carlo venne qua dove c'era quest'acqua a San Carlo per curare, soffriva di reni e quindi per curare appunto questo problema renale. Quindi l'acqua ha questo aspetto curativo, l'aspetto curativo delle terme, che oggi invece è stato quasi dimenticato, no? Perché infatti quando in Parlamento la prima cosa che fece una proposta di legge sulla appunto la riqualificazione del termalismo in Italia, dando questi aspetti per la salute delle persone, però poi alla fine non trovava mai la strada, andava in commissione, non trovava mai la strada per poter dire facciamo qualcosa veramente per la salute, per tutti, per le persone, perché noi di termini abbiamo moltissime. E volevo dire un'altra cosa, se uno pensa, tu mi hai fatto una domanda prima, come bere, quanto bere, l'acqua deve avere un valore, cioè per poter anche farla apprezzare, deve avere questo valore. Poi a pensare come è importante, cioè tutte anche cioè l'acqua di Lourdes, no? L'acqua santa, l'acqua così, perché l'acqua ha sempre rivestito questo valore proprio di anima delle cose, no? Del valore, cioè della vita, è l'essenza della vita, perché nasci dall'acqua, perché senza acqua non c'è nessuna forma di vita. Senza bere acqua non si può vivere. Quindi questo aspetto che la religione, appunto la nostra religione, ma penso un po' tutte le religioni abbiano dato all'acqua, perché da qualsiasi tipo di religione ricerca le fonti, dà questo valore all'acqua, sia fondamentale che noi lo diamo anche non soltanto attraverso la religione, ma proprio come responsabilità collettiva nel guidare la nostra salute, ricordandoci dell'acqua, ma anche nel preservare, senza essere la Greta, ecco, queste fonti d'acqua, anche proprio con dei gesti quotidiani tutti quanti, queste fonti d'acqua che sono la nostra vita, la nostra bellezza e il nostro territorio. Ecco, a proposito di terme, diciamo a partire da una trentina d'anni fa, anche attraverso sponsor legati a personaggi televisivi, sono diventate di moda le spa. Ecco,
che ovviamente raccolgono un turismo anche abbastanza, si dice, di lusso, non sempre, perché poi appunto c'è stata una popolarizzazione del discorso, però nel complesso io volevo sapere tu come le vedi, cioè è diventata una moda fine a se stessa andare in queste spa, e quindi oltre all'aspetto strettamente sanitario di salute c'è l'aspetto di divertissement, così di tuffarsi continuamente in questa grande piscina. Le spa non sono cose di salute, sono benessere, ecco, sono qui. Certo. L'aspetto medicale appunto è dove c'è un'indicazione precisa, è quello del termalismo con appunto o con la bibita, così veniva chiamata prima quando si beveva, quindi con l'acqua da bere, o anche attraverso la fangoterapia, comunque altre terapie dell'acqua, ma con un'acqua specifica. Che poi la spa, da un certo punto di vista, è una cosa, chiamala spa, a me non piace il nome spa, già quello, operazioni, non mi piace spa. Se vogliamo associarci il benessere psicofisico, quindi il massaggio, l'olio, la terapia, benissimo. Però se noi riduciamo l'acqua, cioè il fonte termale, perché anche lì bisognerebbe fare un bel ragionamento sul termalismo, se noi associamo la fonte termale, dove c'è la fonte termale, dove c'è ancora, cioè questi luoghi non è che nascono così da soli, le fonti termali se le inventano, e purtroppo invece vengono inventate adesso. Se c'è quella, la riduciamo soltanto per andare lì a fare un po' di benessere, possiamo farlo da una qualsiasi altra parte, magari più comodo, senza andare alle terme. Le terme sono un qualcosa dove l'acqua devi attraverso la chiacchiera, la conoscenza, perché è un luogo di ritrovo, no? La terme, per qualsiasi età, in qualsiasi modo. Attraverso questo continuare a bere l'acqua, e riesci a bere tanta acqua, perché lo hai come compito del medico. Cioè tu devi bere tot bicchieri di questo, tot bicchieri di quello, tot bicchieri di quell'altro. Se uno pensa a Montecatini, quella la conosco bene, 2 bicchieri di Tettuccio, una di Fonte Regina, una di, capito, le Tamerigi, secondo la prescrizione medica. E anche in Lombardia ci sono tante terme che hanno questo, ma tutte queste terme che non si sono adeguate al modello SPA, società per azioni, in tutti i sensi, e non ormai sono delle cose da vecchi, no? Non sono cose che ci interessano. Invece dobbiamo mescolare tutte e due le cose senza che una prevalga sull'altra. Ecco. Chiaro. Poi in Toscana c'è anche Chianciano, si dice per il fegato sano, no? Sempre le rima la cosa. Ci sono tante terme, se tu pensi all'acqua Fiuggi, cioè voglio dire, Fiuggi, cioè, ma tutto, dove bevi l'acqua, dove la bevi, perché la terme ti permette di bere l'acqua quando fai il termalismo in una determinata situazione. Cioè se tu vai per il benessere psicofisico, quindi vai, ti rilassi, senti la musica, vai quello e quell'altro, bevi anche l'acqua in un certo modo. Una persona che lavora tutto il giorno in macchina, quello e quell'altro, dici bevi acqua, non sappi nemmeno cosa fare. Quindi la terapia, l'idroterapia, quindi la terapia fatta con l'acqua, ha un'azione molto importante sia dal punto di vista depurativo, ma anche dal punto di vista psicologico. L'acqua è sempre un qualche cosa che lava il corpo, pulisce il corpo, no? E pensi appunto a quello che dicevamo prima, vai a Lourdes e c'è l'acqua, vai a Fatima e c'è l'acqua, ha un effetto quindi di depurazione che molte volte il corpo, a qualsiasi età, in qualsiasi modo, ha bisogno. Certamente quando prendiamo l'acqua, se prendiamo troppa acqua che contiene magari troppo magnesio o determinate cose, ha un effetto troppo lassativo, ad alcune persone non fa bene, quindi bisogna stare attenti a quello che fai. Però queste piccole cose ormai con l'intelligenza artificiale non servono più, serve tutta tecnologia, noi siamo nell'era della tecnologia, quindi serve tutto questo. Ma io credo che la cura medica, credo che il benessere della persona non si può fare soltanto attraverso la tecnologia, va fatto con un inquadramento della persona da tutti i punti di vista e nell'integrare determinati elementi che sono quelli delle nostre tradizioni, delle nostre culture, perché puoi fare quello che vuoi se magari vai. Io per esempio avevo una paziente un giorno
credo che abbiamo finito il collegamento. Comunque una persona che arrivava tutte le volte da me era tutta con ematomi. Dico, ma che cosa fa lei? Ah, guardi, mi fanno dei massaggi stupendi. Aveva dei dolori pazzeschi da tutte le parti, ma che la vanno a picchiare? Cioè, per dire che se in alcune luoghi sono contenti quando fanno questi massaggi, si sentono bene, il nostro corpo non è quello, cioè una nostra cultura che è anche una formazione fisica, no? Che risponde a determinate necessità, e noi abbiamo bisogno in questo momento e da sempre nella nostra di bere tanta acqua e di bere l'acqua corretta. Grazie Maria Teresa, davvero consigli che fanno bene al cuore. Non so, io non sono un medico, temo che non sia fatto di acqua, qualcosa deve c'entrare anche col cuore l'acqua, ma insomma senza cuore non si riesce a vivere. L'acqua c'entra molto col cuore. Ecco, va bene, grazie a te, ci risentiamo Maria Teresa, buon forte dei marmi, mi raccomando. Ciao. Ecco, noi proseguiamo e dalle cronache locali andiamo a Novara, ecco, ritorniamo dalla Toscana verso la cosiddetta Padania, in particolare appunto il Piemonte orientale, che troppo spesso secondo me è un po' dimenticato rispetto a Torino, Piemonte occidentale o alla Lombardia occidentale. Il Piemonte orientale è una terra di riso, voi lo sapete, il riso ha bisogno dell'acqua, tanto per stare in tema, ma a Novara c'è una grossa novità che vi devo dire: è stato inaugurato il nuovo museo archeologico. Enorme successo, i visitatori si affollano davvero in maniera incredibile, perché il nuovo museo archeologico intanto è posizionato in una location, perdonatemi questa parola un po' mondialista, io che sono anche considerato un po' esperto di dialetti, però a volte appunto le lingue contano meno se si va a vedere la sostanza delle cose. Il nuovo museo archeologico sta nel castello. Il castello è un castello visconteo. Tutti sanno che Novara è stata ampiamente condizionata dal mondo lombardo, e quindi tra l'altro vi si parla una lingua mista lombardo-piemontese, ma a parte questi aspetti che qui adesso in questo momento ci interessano meno, il castello per tutti i novaresi è un riferimento di storia, di cultura, tradizione, memoria, direi appunto paradossalmente più cultura popolare che cultura diciamo di elite, perché sia il suo posizionamento rispetto al parco cittadino, che andatelo a visitare è qualcosa di molto carino, molto interessante, in questo periodo è un'immersione nel verde più denso, ma il castello cinge il centro di Novara, si trova di fronte al Teatro Coccia e di fronte alla borsa, cosiddetta borsa di Novara. Ma a parte l'ubicazione, che è comunque interessante di per sé, è stato ristrutturato recentemente con grossi investimenti che hanno ridato fiato a quello che è il volto reale, sia in senso storico sia anche di utilizzo di cultura, perché ci sono mostre, ci sono tantissime iniziative dentro il castello, anche di tipo tradizionalmente estivo, come divertissement, ma adesso col museo archeologico, diciamo, il cerchio si è chiuso in maniera magnifica e sostanziosa. Nel museo archeologico di Novara troverete tante stanze, quindi tanti comparti che vanno dall'antichità fino appunto al Medioevo inoltrato e alla prima modernità. C'è tanta roba. Non voglio spoilerare molto, bisogna andarci perché è posizionato come insomma a pochi passi sia da Milano che dalla zona più centrale del Piemonte. Vale la pena scoprirlo nella sua bellezza. La storia di Novara emerge in maniera chiara e forte dalle stanze del museo, e la parola non deve terrorizzare, la parola archeologia, perché l'archeologia, se è ben gestita, porta a una conoscenza che ci riguarda anche l'attualità, quindi sul piano del recupero delle fasi di civiltà, quindi per esempio appunto la civiltà viscontea, che arrivando da Milano o dal Lago Maggiore ha fatto tantissimo per questa città,
ma anche tutte le altre civiltà che si sono sovrapposte, compreso quella dei Savoia, che insomma secondo me è ben simboleggiata anche dalla cupola di San Gaudenzio, che insomma ha dei riferimenti chiari, non fosse altro perché l'autore è lo stesso, Antonelli, con la mole antonelliana di Torino. Ma poi soprattutto sia per il periodo celtico, che a noi tanto sta a cuore, adesso arriviamo anche alle feste di Beltane, sia per i periodi successivi, il romano, il medievale e il moderno. Si tratta di un contesto di indagine e di approfondimento ben strutturato anche attraverso una certa pannellistica e cartellonistica, che finalmente ricrea un'armonia fra il cittadino e la sua storia. Cioè, le nostre città devono essere delle città europee nel senso migliore, cioè dotate di strutture e infrastrutture di tipo culturale che permettono finalmente ai nostri vari cittadini delle varie, comunità presenti al nord come altrove, di rimpossessarsi di quel tipo di conoscenza, che è una conoscenza fondamentale, in barba naturalmente a come oggi vengono edotti e sedotti i nostri ragazzini evidentemente, ai quali si racconta meglio la grande mela o come è avvenuto il crollo del fascismo, ma cioè questi sono episodi marginali rispetto alla lunghissima storia di ogni città, e la lunghissima storia di ogni città, questo valga non so, per Frosinone anziché Agrigento, che prima citava la nostra Maria Teresa, anziché Pescara, cioè per ogni città c'è una storia, deve essere viva, vissuta, amata la storia, la nostra storia. Non si può vivere in una nazione, come diceva la nostra ospite, è così ricca di storia senza conoscere la storia, cioè è un ossimoro, è una contraddizione questa, è assurda. Cioè, e grazie a Dio nel nostro piccolo anche questa radio fa molto per ridare un senso secondo me al giudizio sull'attualità partendo dalla storia. Mi viene in mente quello che ho sentito anche come replica stamattina da parte di Alessandro Sallusti, che secondo me ha detto delle parole esemplari sul legame con l'Occidente. Ecco, ma proprio l'Occidente deve rifondarsi come valori sulla propria storia, sulla storia di tutte le realtà nazionali, regionali, comunitarie. Quindi ogni volta che viene, come dire, riscoperto il proprio passato attraverso dei musei, l'inaugurazione dei musei, va detto, va conclamato, va ripetuto, non va taciuto. Ecco, e quindi tutte le possibili cronache nere, gialle, rosa non contano nulla rispetto a tutto questo, ma lo dice uno che non ha una visione troppo seriosa della realtà, perché è giusto anche essere allegri oppure sconcertati da certe brutte azioni che avvengono e ovviamente combatterle con un sistema politico. Però se non si dà un occhio di riguardo in particolare alla nostra storia, partendo appunto dall'antico passato, dalle radici, non si arriva da nessuna parte. A proposito di radici, vi ho citato la festa di Robigallia per il 25 aprile e adesso ci aspetta Beltane. Beltane è una festa tipicamente celtica che veniva molto vissuta nel nord Europa, nelle isole britanniche, eccetera. All'inizio di maggio, ma direi già proprio anche i giorni di fine aprile, si celebrava che cosa? Si celebrava la fine della stagione brutta. Fondamentalmente c'erano due grandi stagioni, no? La stagione fredda e più piovosa
che andava da Samonios a Beltane, quindi cioè dall'inizio novembre fino alla fine di aprile, e la stagione bella, relativamente più calda e meno piovosa, che era la stagione che va dall'inizio di maggio fino alla fine di ottobre. Ecco, Beltane quindi è il recupero del sole, Belenos, no? Il dio del sole. A me non piace contrapporre una civiltà del nord alla civiltà del sud, non è nel mio stile. Vorrei che le due civiltà si armonizzassero fra di loro, e se qualcuno difende la mediterranità dell'Italia, ben venga, non è un problema. Noi difendiamo sia la mediterranità, ma sia anche fortemente nel mondo padano quella che è la nostra matria, che è fatta certamente di fortissimi elementi celtici. Ma questo, guardate, non deve creare nessuna forma di contrasto, di astio. Una grande nazione che finalmente spero si avvii a diventare federale non deve aver paura delle proprie diversità, deve favorirle le proprie diversità tra nord, centro e sud, all'interno certo di una coscienza superiore che è fatta proprio di memoria, come vi dicevo poco fa. E quindi Beltane, la festa di Belenos del sole, ridà quella pace interiore attraverso alcuni riti sostanziosi che venivano celebrati appunto da tantissimi secoli fa, ha un'immagine, una prospettiva di vita che è cadenzata sulle stagioni, e ancora oggi la cultura popolare è cadenzata su quella, anche se è cambiata tantissimo, anche se accetta spunti che vengono da tantissime forme di conoscenza. Poco fa parlavamo dell'acqua, per esempio, che ha una base più scientifica, ma perché no? Ma quello che conta realmente è recuperare il senso di queste cerimonie. Diciamo poco fa, legarci troppo all'attualità o alla contemporaneità, pensando che diciamo il significato della liberazione, anziché del 68, anziché del Trattato di Maastricht, sia qualcosa che deve occupare la nostra mente in maniera esclusiva. È sbagliato, perché comunque noi dobbiamo sempre ricordarci che soltanto tornando indietro, anche tantissimo indietro nel tempo, recuperiamo il senso ultimo, primitivo, ma fondante ed eterno delle cose. E quindi ecco, Beltane è diciamo così, il riferimento del contesto a base celtica, a base gallica, che sicuramente arriva anche fino alla Toscana settentrionale, fino alle Marche settentrionali, eccetera. Ma in Italia, in senso lato, e anche al centro-sud, si è diffusa una festa simile, che è il Calendimaggio, molto cantata anche attraverso canzoni da parte del cosiddetto canzoniere popolare, nuovo canzoniere popolare, no? Che è imperversato per tanti anni nella penisola. Poi insomma tutta questa passione si è un po' francamente spenta, però il Calendimaggio è appunto la sottolineatura del valore dell'inizio della bella stagione in una chiave un po' più mediterranea, ma certamente attenta agli alberi, al verde e alla possibilità di ricevere nuovo calore, sia da parte della natura ma soprattutto da parte degli esseri umani. Tantissime feste che vengono celebrate anche in Abruzzo, in Molise, nella Puglia settentrionale, nella Basilicata, nella Campania, sono dedicate proprio a questo concetto del Calendimaggio, laddove bisognava celebrare più che le coltivazioni oramai portate a maturazione, no? La volta scorsa parlavamo del grano, ma anche e soprattutto la vegetazione, in quanto fonte di vita, né più né meno dell'acqua. C'è un forte rapporto di incrocio fra acqua e vegetazione da questo punto di vista. Quindi il Calendimaggio è il celebrare attraverso varie ritualità. Mi viene in mente una, la cito, ma ne abbiamo già parlato altre volte in questa trasmissione, il vestire le persone da albero,
e andare in giro per i vari paesi appunto come se gli alberi potessero parlare e vivere come gli esseri umani. Ecco, questo appartiene alla tradizione più autentica del calendimaggio e della cultura popolare anche italiana, non solo italiana certamente, perché sappiamo benissimo che comunque anche nel nord Europa la vegetazione è stata sempre importante. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, ringraziamo la nostra cara Natalia e il nuovo regista Andrea. Un grande abbraccio a tutti e soprattutto Venezia risorga, risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Stai ascoltando